Sono tolta tutte le unghie finte, tutti gli anelli, una cosa modesta, voglio essere modesta, più modesta possibile per Natale. Vi propongo innanzitutto il nostro bicchiere di Murano vero, copiato dalle vetrerie cinesi. I nostri vetrai di Murano hanno copiato questo stupendo oggetto che può essere venduto. Fate voi un prezzo d'asta, tanto per incominciare, che poi vediamo. Spostiamo i presepi natalizi. Questo è il primo presepio di oggi, tutto in una balla. Sergio, non ridere, che tu le balle le dici dalla mattina alla sera. Un piccolo presepio micronizzato, tutto micronizzato, dove dentro ci trovate tutto, dal bue all'asinello, capanna e persino le stelle col cielo. Ci manca solo una lucetta, casomai potete mettercela voi. Prezzo d'asta di questa pera di presepio, una pera, come vedete, di 150 euro, sempre trattabili. Uccello di bosco, oppure chiamatelo di sottobosco selvaggio, perché questo era un bosco un po' selvaggio. Uccello con moletta, si usa molto la moletta, la cavallina storna. Potete usare per fare addobbi natalizi, anche per stendere biancheria in esterno. Cosa ridi, Sergio? Sei proprio fuori di ogni comandamento, non farmi dire bruttezze, perché è Natale. Anche questo favoloso tombolo di Burano. Questo era veramente buranello, ma prima che arrivassero quelli lì che fanno tutte quelle cose da 1,50 euro e i tecnologi, lavoro, vero? Non si riesce più a lavorare da quando ci hanno copiato tutto. Passiamo alle balle di Natale. Balle, Sergio, sì, c'è poco da ridere, non fare lo spiritoso, sei anche impertinente, vero? Le balle, sì, ho veramente un calcio nel sedere, Sergio, non farmi questa registrazione, non registrare, ti do un calcio nel sedere, perché veramente su quel sedere piatto che hai, anzi, a dire la verità, tu sei piatto dietro e sei piatto anche davanti. Passiamo a queste balle effetto neve, vedete, perché l'umidità ha tolto via un pochino, ma questa cosa dell'umidità ha dato questo effetto neve. 5 euro per questa ballone per l'albero di Natale. Balla rosa, molto naturale, un colore molto. Un altro presepio, abbiamo questo presepio, veramente un bel modello, deve essere un po' messicano, visto così, tutti i pastorelli, le cose, qui là fisso. Solo San Giuseppe è intercambiabile, perché potrebbe essere che si cambia idea, si vuole mettere un San Giuseppe di un'altra razza, insomma ognuno decide. Babbo Natale stile bomboniera, eccolo qui, potete attaccarlo. Non ridere, Sergio, non sono le bomboniere di mia sorella. Balla di Natale anni 50 che deriva dai vecchi oggetti della nonna. È una balla con, vedi, una punta, perché quando tendono a cadere si afflosciano e viene un prolasso della balla natalizia, Sergio. Chiudiamo questa asta natalizia, poiché io vi saluto con un importante quadro del famoso attore veneziano Cesare Colonnesi. È talmente venuto bene che non sembra neanche lui. Un prezzo d'asta di 500 euro. 500. Io vi saluto su questa visione di questo presepio. Basta un po' sguaratare così, vedete? E questo presepio si ricopre di neve presso da. Io vi auguro buon Natale a tutti, abbraccio, non vi ubriacate
che ci penso già io. Non ridere, Sergio, che ti tiro il presepio in testa e ti assicuro che non deve essere piacevole questo qui, perché è abbastanza pesante. Un bacio a tutti, ci vediamo presto per la festa di fine anno. Vi voglio tanto bene, buon Natale e tanta sincerità. Dalla vostra Linda. Sergio, dai, che è finita la diretta, dai, è finita la puntata. Apri la bottiglia del Moet Chandot, dai, che brindiamo, dai. Buon Natale a tutti, buon Natale. Moet Chandot per tutti, Moet Chandot.